Eccoci qua, signori, carissimi, cosa devo dire? Buon pomeriggio, qua è l'insegna e quando si toglie l'insegna è finita. Siamo qua al Club Interno, nel freschetto, abbiamo pulito, stiamo rimettendo tutto perché ci hanno mandati via. Purtroppo verrà fatto l'ospedale nuovo, anzi purtroppo, fortunatamente arriva l'ospedale nuovo, noi ci vedremo da qualche altra parte, però vogliamo ancora tirare su di morale con Galantennis, perché è nato tutto qua. E quale barzelletta potremmo dire? Potremmo dire anche questa qui, la facciamo un po' piccantina, partiamo con una piccantina. C'era questa qua che pensava che la moglie lo tradisse, allora cosa fa? Porca miseria, va a vedere che lo fa. Uno gli dice, ma fai una cosa, prendi, tu ti olli su un pappagallo, prendi un pappagallo che lo metti a casa, in camera, e lui ti vede tutto quello che deve vedere e poi ti riferisce. Allora va a cercare un pappagallino, e dice, mi scusi, mi interessa un pappagallo, che l'ha avuto sapere che lei, ma Trovenia, vendo 2.000 euro. Che miseria, ma mi pare una massa, no? 2.000 euro? Facendo un errore, che là 2.000 euro, però c'è cara, virtute, no, ma io di viodi e dimmi, vonde, non ha di fare un colore, no, allora c'è quel pappagallo là, vedo che spela, senza giambù, senza zampettine, si tiene su per la bighetta, per il trespolo, sì, si tiene, però è intelligentissimo, vede tutto, sente tutto e riferisce tutto. Va bene, tra pisa 50 euro, e da 50 euro, e mette questo pappagallino, e gli dice al pappagallino, guarda che devi vedermi tutto. Boh, il pappagallino si mette nel trespolino, si prende per la bighettina, lì, a un certo punto, la sera arriva a casa e gli fa il parone. Allora, guarda, stamattina ho sentito suonare, è arrivata tua moglie aperto. Sì, ma chi era? Ha detto sono l'idraulico. Boh, e dopo mi sono un po' spostato nel trespolino, ho visto che sono entrato in camera da letto. Oh, che miseria. E dopo mi sono spostato ancora un pochettino e ho visto che lui si toglieva la maglia e anche lei si è tolta la maglia. Oh, che miseria. E dopo mi sono spostato ancora un momentino, ho visto sempre nella camera che lui si è spogliato completamente, ma anche tua moglie si è spogliata completamente. Oh, che miseria. E dopo si sono messi nel letto, hanno fatto quello che dovevano fare. E dopo non mi ricordo più niente perché mi ha tirato la bighetta e sono caduto dal trespolo.